noi stasera desideriamo farvi trascorrere una serata lieta d'amore perché al di là delle persone che ci saranno e di quello che diranno è fatto in onore ad una bella donna. C'è un pezzo di terra circondata di c'è mare che lo Signore vosse benedire. Ci passavo di sopra la pianta di le mani e feci crescere campo e quello grano, poi allo sole ci disse che sempre in casa via stare. E sto pezzo di terra Sicilia vuose chiamare. E incontriamo coloro che stasera prenderanno parte a questa conferenza spettacolo. Iniziamo intanto col presentare e accendiamo la luce un attimo, anche perché se c'è qualcosa di bello nella vita sono le donne e le dobbiamo vedere bene. E a loro hanno dato un bellissimo nome, Modelle. Che meraviglia! E allora io vi ripresento stasera e la prima ad essere presentata è Ottavia Bellia. Vieni. Come diceva un altro grande amico che non c'è più, i cose belle saranno tagliare. Che meraviglia, avere accanto una donna. Perché noi sposiamo le donne? No, io so perché le donne sposano noi. Le donne sposano l'uomo per due motivi. A cantare un pane di Taramunizza, perché come facevano altri. Invece a noi hanno detto una cosa bella, che noi uomini siamo nati per soffrire e voi donne ci date una mano. Non te ne andare, perché devo presentare l'altra modella, che ha un nome stranissimo. Molto strano, infatti il nome è Deborah e il cognome Caida K. Kunzau, veramente una serata, si è Sconso. Deborah Sconso, vieni. Che meraviglia, uomo da questo lato. Scusate, E tanto ti aspettavo un'occasione così. Signori, avete notato che una volta noi, posso, vero? Alzi un po' il ginocchio, non lo tocco. Quando avevo un causa era possibile, dicevo, non esci! Prima buttatevi da causonara, che magari che era sarta, per il fatto che noi siamo stati sempre maschilisti, era causonara. Invece oggi sono di moda. Bello veramente, grazie, voi dovete ingentilire il nostro spettacolo. Grazie Ottavia, grazie Deborah, non vi accompagno al posto, grazie. E cosa dicevano i latini? Dulcis in fundo. Se stasera la serata sarà molto bella, lo dobbiamo all'autore Orazio Minnella. Orazio, a te il 5-4. Intanto vi ringrazio tutti per essere qua presenti. Io voglio di ascoltare delle belle poesie. Questo è il mio augurio. E poi nello stesso tempo voglio presentarvi qua, diciamo così, colui che ha organizzato tutto lo spettacolo. Vai Orazio, vai. Che sarebbe Gianni Sireni. Non è un settimana e mezzo, Grazie. E come ho detto, alle parole c'è la musica. Signori, il gruppo che vi sto per presentare, che da ben 12 anni faccio parte anch'io con loro, festeggia quest'anno il suo 22esimo anno. Il nome globale è i Triquetra e questo è il primo nome. E cominciati a naro senza scala.
del bene. Nunziata Brancato, eccola qua. Parliamo dell'uomo Minnella. Io poi alla fine vi dirò che stasera ho fatto una scoperta. Comunque, io so solamente questo. È nato a Catania il 2 maggio del 51, ha iniziato l'università, non l'ha finita, ha lavorato prima come progettista, poi come macchinista per le ferrovie dello Stato e poi non so più nulla. Ben poco so del suo privato, della sua vita e dei suoi amori. Ho vinto qualcosa dal suo modo di fare poesia e fotografia, perché lui è un autore di aforismi e ha detto una cosa bellissima sulla fotografia. La fotografia è una finestra invisibile che ci permette di affacciarci sul passato. Perché è importante questo? Perché praticamente da qui ho capito, primo tassello, l'uomo Minnella è un estimatore del passato. Bene. Si evince molto dalle sue poesie, o almeno da quelle che sono in questo libro. E io le ho lette più volte, chiaramente pungolata da che cosa? Innanzitutto dalla stima che Orazio ha riposto in me, perché io sono una poetessa, una scrittrice di teatro, ma proprio una curatrice di libri, mi ritrovo in questa veste. E ok, mi è piaciuta questa veste. Non volevo che la tua stima mi segni gli angeli, spersi dentro di Ionna, pinti, giacardi e fumo. E la mente mia, là, presso al vento, casciamina, ciacci domini in cielo. Il tempo, quell'ansia che rincia ma bruciava per fabbricare sciati alla mia fantasia. T'anno, lo tempo incatenava l'uscio e disio. Ora l'umiccio è consumato e l'umere che assicutava restano parole scritte sopra il libro. Poi c'è Chiove, dove c'è un uomo che va a caccia dei ricordi, sapendo bene che un vunno sta via, non sa ciò che mi aspetta. Oppure quanto pizzati che aveva pigliato del sciumo di paparazzi in sciumola. Questo stato d'animo si evidenzia maggiormente in scagli di tempo. E allora gli vogliamo smuovere queste mani, questi non siamo apprezzato, bravissima, bravissima, grazie, Nunziata, grazie. Ed ora Orazio ha detto cose meravigliose, non di merito, però ha detto cose meravigliose. Ed ora nuovamente la parola alla musica. Forza Triquetra! Oddio, che freddo c'è da stanottata, che mi accalca la mia regina. Quanto mi piace di voglio cantare, senza l'amore no, meglio morire. Il mondo amore vecchio a domandare, farmi così da farmi per piacere. Ma che meraviglia! Le serenate, grazie Carmelo, grazie Triquetra, veramente una pagina d'amore, le serenate. Oggi, ti voglio bene, e chi lo fa? Fa le serenate, no, oggi le serenate che parlano d'amore. Noi ritorniamo nuovamente alla poesia, chiedendo a Carmelo se cortesemente farà per Orazio Minnella a dare una mano, il suo nome è Tuli Giordano. Tuli, ti ho detto di farti un tappetino musicale, fatti una stuoia Tuli Giordano. Grazie. Però sono qui, non parlerò, non dirò nulla, che mi hanno incuriosito delle poesie dove c'erano delle parole strane, quasi arcaiche, particolari.
quindi ho scelto quelle dove c'erano queste parole che di solito non sono di uso comune. E così, senza preferirne una all'altra, ma così in ordine come sono stampate sul libro, Sulu. Adesso sì, grazie. Guardando l'orizzonte, arrivo un'e che s'allavanca lo infinito. Lo cielo mi talia, con occhi azzurri scavati di intraciacchi di nuvole. E già di mia nascono pensieri quasi spittanzi di luci sopra prati di stippi. Sento la voce incatarrata di vento e gli ingiarnuti fogli che respirano incertezza. Ve la leggo tutte quante assieme, vedremo, così poi chiuderà l'amico nostro con le poesie di Gianni. Rifletto. Provai a tagliare un utociore e la primavera mi restavo radicata di intra. Rifletto. Solo. Ero solo e riflette l'ombra dei miei pensieri, mentre asseguto l'eco di ritosi silenzi. Tu arricchievi il rosso di giacoggio e coloravi a re i paparini, ma lo confine di tuo giorno, lo scuro, s'aggiottivo l'ombere e non saggio con di sé. Grazie a voi, grazie Gianni. Grazie Turi Giordano. Ed ora, dopo aver ascoltato le poesie, La parola al dottore Giovanni Vecchio. Bene, grazie alle composizioni di nostro Minnella, di Orazio Minnella, ho tirato fuori delle riflessioni che ci sono dentro, bisogna svilupparle. Lui mi ha parlato e io ho cominciato a riflettere su quello che lui proponeva nelle sue composizioni. Naturalmente ne ho scelte alcune perché erano più emblematiche. Nel presentare quindi ritratti diversi di Orazio Minnella non intendo soffermarmi su quanto già appropriatamente scritto da Flora Restivo, l'autrice della prefazione, che vi invito a leggere. Mi trovo d'accordo però, specialmente quando scrive che Minnella è una personalità complessa ma non criptica, tutt'altro. Ciò che pensa e sente dichiara in versi puliti e incisivi, talvolta amari, ma mai astiosi e inutilmente taglietti. E quando aggiunge che la poesia di Minnella ha una carica emozionale intensa e pulsante che offre al lettore una vasta gamma di spunti su cui soffermarsi e ritrovare quel tanto di sé che ha provato e prova. Quindi al di là delle notazioni sulla ricchezza lessicale, l'accuratezza della scrittura e l'uso di figure retoriche, come soprattutto le metafore molto spesso presenti, io voglio soffermarmi proprio sugli spunti di riflessione che le poesie hanno suscitato in me. Natura settembrina, pagina 54, dice: mentre perciò contemplare l'infinito dentro occhi di un tramonto smisurato, cioè quasi un tramonto. Questo è un infinito naturale. Ecco, lui di fronte al tramonto avverte questi sentimenti. E poi, mentre ti guardava, nei tuoi occhi vitti l'infinito d'amore negli occhi della donna amata. Bellissimo. In estasi, pagina 57, la notte, lo silenzio aiuta stizie di pensieri di incasto infinito, l'infinito soggettivo evidentemente in questo caso. E chiudo con i versi
che compendia, a mio giudizio, tutto il mondo poetico di Orazio Mennella. Pensieri sciamenati dello vento. Si incirca lo vespro sopra spazi camminati dello vento e d'una sciata allo scuro. Scavano occhi miei isola d'infinito, mentre esploro sperduti planeti che galleggiano già l'omunno della fantasia, unisendo odori di silenzio. Le pensieri s'appoiano sopra il letto di vento e lo vento scialia. Se questa non è poesia, mi chiedo cosa sia poesia. Grazie. Grazie, così come fatto con Nunziata, signori, un gruppo, arrivate a 109 di fermate. E dopo, no, cominciamo con l'età, perché qualcuno mi diceva poco fa, Gianni, ma tu quanti anni hai? Io vi rispondo, no, assolutamente, io non do un numero, dico solo una cosa. A tutte modo che ormai che è diventato per studiare il termosifone, perché c'era un cavolo che si stava occupando, quindi pensate quante candele. Ed ora, dopo aver sentito le bellissime poesie che ci ha donato Giovanni Vecchio, ridiamo nuovamente la parola alla musica. A voi Triqueta. La musica desiderava Piccuttello al nome Mario, stava fatto in casa, la famiglia era zita, era ancora persuasa, come il giorno prima sera, quando io tra la zita, una bella rivedrina, come hanno ci spuntò, fate nei mani, brava dei niente, portate una casa di niente, era meglio ma non mi veda, di me che non mai niente. Carte fume anno si passava la tirata e la cammaretta vita era tutta fumicata, una bella riva nuova che si raccontava e poi dopo la passava sempre sopra un uomo. Devo dire una cosa, è che l'amore ha bisogno di poesia, così come la poesia ha bisogno dell'amore. E allora, poiché il prossimo mese è la festa della donna che tutti noi amiamo, è la festa di... No, poverino, guarda così. No, era una battuta, tu a questo punto mi interrompe, vabbè, così creiamo suspense. E quindi la donna che tutti noi abbiamo nel cuore è la festa della mamma. E vi posso dire una cosa, non c'è cosa più bella di regalare alla propria donna, al proprio amore, un libro di poesia. E alla fine dello spettacolo Orazio Mennella sarà felicissimo di autografare con dedica il suo libro per tutti voi. Allora, giustamente si è parlato tanto della prima parte del mio libro, la parte della poesia. E credo che sia anche giusto dire qualche cosina per quanto concerne la fotografia, o soprattutto spiegare il motivo di questa ambiguità fra queste due arte, sia l'arte fotografica che l'arte poetica. Qualcuno nello sfogliare o leggere questo libro si chiederà: ma che c'è a sé che in un libro di poesie, una raccolta di fotografie, o in un'opera fotografica una sillogi di poesia? A prima vista si direbbe niente, però chi si occupa delle due discipline artistiche, come nel mio caso, capisce e sa che insieme queste due nobili arti hanno in comune il senso della sintesi. Non sembra vero?
Ma è così. La poesia, con pochi versi, riesce ad esprimere concetti profondi, mentre un'immagine fotografica è sintesi di un determinato tempo estrapolato dalla vita di di una persona o di un luogo grazie ad un click. E magari ci lascia immaginare il vissuto e l'avvenire di questo istante. Quindi il mio scopo in questo lavoro è quello di coinvolgere con l'arte fotografica un amante della poesia, perché si innamori della fotografia e nello stesso stregua di istradare un appassionato della fotografia verso la poesia. So che è un compito arduo, ma chi è artista a pieno titolo non ha nessuna regola a varcare nei due sensi quel sottile confine che li separa. Bravo, bravo. Domani mattina ho da fare. Domani mattina ho da fare. Ne leggo una. Maci, mamma, Sula ritagli le notti, mentre resti Leonna con fuochi di ciaporro. Stendi ricordi bagnata a primavera dallo filo della vita e arrepezzi i dolori con raccame di sonera. Io accarezzo sorchi di tempo un scorlo lente, ciume di canto. C'è. E io prego, Carmelo, un po' di musica, veloce, 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 veloce. Ferma, vai, vai. Valla a prendere tu, da buon cavaliere, Orazio. Voilà, il suo nome? Charlotte Mary. Allora, Orazio, una futura modella, che bello. E da dove vieni? E Sri Lanka. Sì, ho capito. Quindi sei qui a Catania, il tuo lavoro è fare la modella, poi No, io lavorando in famiglia. Sì, sto facendo anche con il partecipe modello. guarda, se tu vuoi sapere se sei in grado di fare la modella, guarda cosa ti fa sentire questo pubblico. Tutto per te, tutto per te. Grazie, questo è il cuore siciliano, un grosso applauso e ancora grazie. Grazie, grazie, grazie. Bene, ora chiamo una persona che sta molto a cuore ad Orazio Pinnella, anche a me, perché è da tanto un veterano del mondo della poesia. Ricordo che l'ho conosciuto, ho conosciuto anche quello meraviglioso Lotani che c'era in via, in piazza Teatro Massimo, quale che era il Maranzato, eccetera, eccetera. E allora, sapete tutti chi è? Perché qui? No, Inedito, non è io. Tieni, tutto per te. Buonasera a tutti. Giovanni è fatto così, prenda la sprovvista. Io cosa posso dire? Posso dire che ho curato il libro di Orazio Pinnella e devo confessare, da poeta, che mi sono emozionato fino al pianto. Ci sono delle poesie veramente straordinarie. Signore, abbiamo davanti un poeta vero, non un poetucolo o colui che scarabocchia i fogli. Abbiamo un poeta autentico. La Sicilia si onora di avere un poeta veramente bravo. Molto essere un poeta bravo, è anche un artista della fotografia. Guardate, le sue poesie
poesie, con le poesie lui crea immagini nella mente, crea delle immagini meravigliose nella mente. Con le fotografie lui crea poesia nel cuore. E quindi è veramente qualcosa di straordinario questo libro, che consiglio a tutti. Questo dovrebbe restare veramente nelle case di ognuno di noi come un bene prezioso da tramandare, da far conoscere, perché in Sicilia abbiamo degli elementi, degli autori che sono veramente straordinari, e sarebbe ora che la Sicilia facesse valere i propri figli. Questo è l'augurio che io faccio ad Orazio Minnella e ringrazio Giovanni. Mi vesto di luci quando acchiano le scale del cielo per cogliere sparmate d'ale dintre spazi infiniti. Contano vedere cricche donne sciazzarsi, morendo in cialarrina, mentre lo sole, dopo che astuta lume, assopra lo scuro, disegnando ombre in tal muro. E io mi imbriaco, ciaurando la vita. Allora, Ninetto, siccome io sono complice di Hitler estemporaneo, io ti dedico questa poesia fatta a casa. Anche una Matte che scanto che mi fecero picchiare quando mi dissero che la poesia io amo a declamare. Credetemi, mi sentii quasi male, meno male che nel documento mi proievo il ceppato d'occhiale. Chiudiamo con, perché anch'io devo leggere una poesia, dedicandola a Orazio Minnella. Stazionaro. Fici mattoni d'indifferenza, perché sai ora per riparare mi hanno fritto della via. Fornai l'isole in salupetto, desessata fantasie e speranze va. Ma come core addiventavo di pegia e si rompivo allo primo pubblico. E siccome noi facciamo tutto in diretta, permettetemi di presentarvi una persona. Vieni Maria, che avete visto anche nel film di Ficarra e Picone, Maria Maugeri, eccola qui. Anche con lei ci uniscono tanti anni di teatro. Maria, come va? Ficarra di giovanile, vero? Certo. Maria Maugeri, che bello, ha portato la Sicilia, ha portato il suo contributo con Ficarra e Picone in quel meraviglioso film che si chiama Montalbano, Caspini e Dino non ne parlavo. Quindi ha avuto, che bello vedere lei, vedere nel Montalbano. Voi tutti avete visto mio padre nel Montalbano, che era il vecchio boss della mafia, Balduccio Sinagra, che bello. Avete portato a loro alla Sicilia, e allora un saluto e un applauso a Maria Maugeri. Ci vediamo dopo, gioia mia. E allora i ringraziamenti, Orazio. Bene signori, siamo arrivati qua alla fine, è giusto che dedico qualche parola a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, ma soprattutto anche del libro e tutto quanto. E li cito in ordine cronologico. Inizio
dal poeta e presidente del Circolo Culturale, il mio carissimo amico Antonio Magri, il quale ha curato l'impaginazione, la stesura e la correzione di bozza di questo libro. Poi la preparatrice, che qua non c'è perché abita a Trapani, poetessa Flora Restivo. I relatori, professore, nonché presidi Giovanni Vecchio e Nunziata Francato. I declamatori, gli attori teatrali, Nunziata Francato, Carmelo Sapienza, no, scusa, sbagliato io, Sambo Giordano e Gianni Sinelli. Lui Giordano, io lo chiamo Sambo Giordano, che sono molto più, sei andato? No, come sei andato quello? Come sei andato quello? Poi il gruppo musicale dei Tequera, nella persona di Carmelo Sapienza, Salvo Pappalacco e Stevia Cortina. Poi l'amico Pino Parisi, videomaker e responsabile di Sicilia Cuore Mio. Poi voi tutti amici, modelli, fotografi, pittori, poeti, scrittori, attori che siete intervenuti in questa kermesse della cultura, ma anche gli amici dell'oratorio, i compagni di scuola, di infanzia e tanti colleghi di lavoro. Per ultimo, visto che il Vangelo dice che gli ultimi saranno i primi, il cavaliere Giuseppe Salamone, responsabile della gestione dell'oratorio, e tutti coloro che sono intervenuti in ausilio per portare a termine questo mio evento. Chi fosse interessato al libro, c'è qui la signora Minnella che sarà felice, Orazio, di mettervi un autografo. Cosa dirvi? Grazie a tutti.